Ecco, proprio in queste ore il sindaco di Treviso incontrerà il ministro Piantedosi. Ecco, ribadiamo quindi anche la sua posizione. Treviso è una città sicura nonostante le parole che ha detto nei giorni scorsi. Sì, è una città che oscilla, ha dei momenti, soprattutto il sabato sera, dovuti a questa improvvisa irruzione delle cosiddette baby gang, magari di seconda generazione, che esprimono una problematica sedimentata nel tempo. C'è stata una introduzione di persone straniere che non si sono evidentemente amalgamate con la nostra cultura e ora i problemi emergono, ma i problemi risalgono, come ha detto l'ex sindaco Gentilini, a molti anni fa, quando non si è tenuto conto che questa improvvisa immigrazione di persone che non hanno la nostra sensibilità culturale avrebbe potuto portare dei problemi. Oggi però parliamo di cose molto belle, parliamo della sanità e quindi è giusto onorare i protagonisti di questa realtà che, ripeto, onora la città di Treviso.